11ª edizione del Presepe di Montaperto Agrigento, la piccola Betlemme ricreata in questo borgo dalle antiche radici. L'inaugurazione sarà il 26 dicembre, come comunicato durante una conferenza al Collegio dei Filippini dall'assessore Nino Amato, organizzatore della manifestazione. Le altre date saranno il 29 e il 30 dicembre 2018 e ancora l'1, il 5 e il 6 gennaio 2019. Sarà possibile ammirare immagini, suoni e gusti dell'antica Sicilia attraverso scene teatrali e degustazioni varie, lasciando spazio anche ad altre novità. Siamo sui maggiori siti dedicati al turismo. L'ultimo che abbiamo saputo è il Turitrip, dove sul sito consigliano tanto i turisti a venirci a visitare e noi siamo veramente molto contenti, siamo lì ad aspettarli. Il Presepe anche quest'anno sarà ricco di eventi artistici dove saranno coinvolti i migliori gruppi musicali tradizionali del territorio. Però uno su tutti vorrei ricordare una bellissima novità, che è il Festival delle Ciaramelle. Questo Festival delle Ciaramelle in realtà l'abbiamo pensato a fine Presepe dell'anno scorso e pensavamo che fosse una cosa veramente complicata a realizzare, perché pensate, mettere assieme una ventina di ciaramelle, perché in ogni città, immaginate, ce n'è una, due, alcune che hanno una grossa tradizione, 3, metterne assieme 20 e capite che è tutta gente che viene di fuori. Devo dire, tutti hanno aderito con entusiasmo e questo ci riempie di gioia, e questa sarà una delle bellissime novità, il Festival delle Ciaramelle giorno 29 a Montaperto. Ripetere questa esperienza che negli anni è stata molto apprezzata, molto gradita e naturalmente diventa un punto di impegno degli organizzatori, quello di aprire le porte ai disabili, aprirle ovviamente anche, di questo li ringraziamo, soprattutto perché le aprono gratuitamente, per cui sarà un bel momento di partecipazione di tutti i disabili con le loro famiglie, per cui io penso che sia giusto portare a conoscenza tutti del fatto che l'appuntamento è per il 29 di dicembre alle ore 17 all'ingresso del Presepe. Io penso e spero e sono sicuro che moltissimi di questi ragazzi e anche meno ragazzi parteciperanno, perché è un momento di partecipazione, di condivisione, ed è una bellissima occasione per ritrovarci tutti assieme in occasione delle festività di Natale.